finale dei mondiali. Amici bellini, ed è giusto così, quindi è giusto che nel video di ieri ho fatto i rigori, chi segue sa. Però ci sono le domande sul terremoto, quindi cominciamo. Do il benvenuto a Giovanni Cesarano e a tutta una serie di nuovi iscritti che si sono affacciati in questi giorni. Grazie mille. Andiamo a vedere, a rivivere un pochino la conferenza, che sapete è una cosa a cui tengo moltissimo, per tastare il polso dello stato d'animo dell'allenatore, ci fa capire qualche cosa. Lasciate un like perché Conte mi sembra teso, quel teso giusto. Non dico impaurito, ma è convinto, penso che abbia subdorato la possibilità di un calo di tensione e che non avverrà, almeno da parte sua non avverrà, quindi tiene tutti sul pezzo. Poi abbiamo aggiunto una novità, a parte questo lato un po' più scuro, vediamo se è meno asfissiante la luce. Il canale Telegram che trovate in descrizione, dove io lancio le notifiche, qualche mini video. Ho sperimentato oggi per la prima volta la live reaction della conferenza, cioè le mie cose a certe domande, e chi ha piacere può seguirla poi sparisce subito perché è proprio un live streaming improvviso. Quindi il canale Telegram che trovate sotto in descrizione per chi ha Telegram. Poi gli abbonati ovviamente si discute tutti i giorni, così ci spostiamo con un Ambrabam e c'è il Conte quello vecchio che sta così. Allora si comincia con la domanda sugli infortunati e onestamente l'avevamo saputo già che Mazzocchi e Anghissà ce li portiamo dietro, probabilmente non da titolari, mentre Neres non recupera. Si parla, insomma, visto che Neres non va nemmeno in nazionale, probabilmente ha un senso non forzare. Io ve l'ho sempre detto, non si può forzare. A noi ci hanno raccontato una serie di balle come al solito. Neres, mi fanno mettere Neres in copertina nei video vecchi, ma non si forza, e quindi Neres lo immaginiamo al ritorno dopo la sosta contro il Milan. Venezia, le insidie, quale insidie può portare? Sono tutte insidiose, ovviamente, dice Conte. Tenete presente anche un Inter Monza, e quindi il Monza è una squadra che abbiamo salutato da un po' di tempo, però ecco, nel caso del Monza, loro senza alcun tipo di pressione fanno 2 gol all'Inter, che magari in quel momento, non dico sottovaluta l'impegno, però dice vabbè, in qualche modo la svanghiamo. Gli fanno 2 gol e poi dopo la devono aggiustare. E Conte dice quindi, tenendo presente questo, mi aspetto una grande gara, e questo è il leitmotiv di tutta la conferenza, è mi aspetto di più, voglio di più, cioè sta premendo veramente sull'acceleratore mentale i ragazzi, perché non vuole assolutamente che si sottovaluti l'impegno. E poi arriva la domanda, cioè, 10 finali, è la prima delle 10 finali, 10 finali, 11 finale, eccetera eccetera. Diciamo che non è una sfida, perché poi si ricollega, invece dei 10 finali nostri, ma poi si ricollega alla partita tra Inter e Atalanta, e se non è una sfida a scudetto, è una sfida per lo scudetto, e che cambia? Che cambia? Se non è quella, vabbè. Conte dice pensiamo a noi, se quello che abbiamo fatto finora è perché noi pensiamo a noi stessi senza guardare gli altri, e quindi ci dobbiamo concentrare su di noi, e fin qui ci siamo. Lukaku quanto beneficia della presenza di Raspadori? Conte dice giustamente può sgravare di alcuni compiti perché ha un uomo più vicino, e qua per la prima volta però Conte chiama in causa anche Lukaku. La domanda dice: scandite bene come se fosse un ritornello e la filastrocca con le tagliatelle o le fettuccine che uno va a prenotare 3 giorni prima, scandisce al telefono. Lei ha detto che Lukaku ha fatto la sua migliore partita con l'Inter, poi con la Fiorentina segna. Conte di più, dice mi aspetto di più, deve fare meglio, voglio che faccia ancora meglio. Mentre le altre uscite Conte aveva detto Lukaku deve stare tranquillo, forse chiede troppo anche a se stesso, e invece oggi dice mi aspetto di più da Lukaku. È interessante come sta affrontando i messaggi che sta lanciando Conte, perché quando magari Lukaku andava un po' più in difficoltà e riceveva delle critiche dall'ambiente, Conte diceva no, a me serve tutto quello che sta facendo, va bene. Adesso che siamo tutti un po' più soddisfatti, che sta bene, si muove bene, no, voglio di più, mi serve di più. Interessante. Poi cosa conta di più in queste ultime partite? La tattica, la tecnica o la testa? E qua Conte ci reintroduce un discorso, voi lo sapete,
discorso di stare nelle coppe, mi pare che l'ha detto anche Gasperini recentemente, no? Che avere la partita in settimana è meglio perché ti tiene allenato, e Conte fa una precisazione tecnico-tattica importante, perché una partita a settimana, dice, ci ha aiutato specialmente per allenare e per trovare poi le soluzioni tattiche. Questo è un passaggio fondamentale su cui io sono d'accordo, perché quando poi hai una partita infrasettimanale che ti spezza il lavoro, quello sicuramente non ti permette di lavorare tatticamente. Quindi come primo anno per un Conte che poi ha avuto le difficoltà che abbiamo visto con i giocatori chiave che ha perso lungo la strada, è chiaro che avere la settimana a disposizione ti aiuta per prepararle le partite, per studiare delle soluzioni. Ed è bello quando noi vediamo l'analisi tattica, che ogni volta c'è qualcosa di diverso che sorprende me, ma probabilmente sorprende anche l'allenatore della squadra avversaria. Poi, che se ne dica, qualcuno dice, si inventa i moduli, eccetera, eccetera. Che ha ascoltato Ferré nell'analisi di elastici su cronache, date a vedere la mappa di calore è uguale per tutti, ma è come poi la descrive che ci fa vedere proprio il 4-4-2 tra virgolette, con McTominay che fa l'esterno sinistro. Abbiate pazienza, è stato un momento di grande soddisfazione. Cercherò di intervistare Ferré se vorrà venire. Quindi conterà tutto, dice Conte, tra tattica, testa, sembra la solita cosa, conterà tutto. Questa è la finale mondiale, proprio la finale dei mondiali, quindi noi ci metteremo tutto. Poi se il Venezia ci vuole rubare l'idea, di nuovo la cosa di Pesaola, non sarà una passeggiata e siamo alle solite. Quindi lui non si porta avanti le 10 finali, parla della prima finale, che è questa qua, prima e unica. In questo momento esiste solo il Venezia. Il problema, stavo parlando con Angioletto, guardiamoci un attimo è che quando tu affronti una finale mondiale giustamente mi facevano notare, dopo si va in vacanza, cioè tu fai la finale, spendi tutte le energie fisiche e mentali, magari ti fai ammonire, perché che conta un'ammonizione la finale dei mondiali, poi magari se la porti sul pareggio vai ai rigori, scarichi tutto e poi si va tutti in vacanza, perché la finale dei mondiali, anzi hai anche più vacanze a disposizione perché hai fatto la finale, quindi arrivi in ritiro un po' più tardi. Non è una finale, è una partita assolutamente da vincere contro una squadra piccola che sta molto dietro in classifica, senza dubbio. Fosse una finale, non ce ne sarebbero 9 dietro da affrontare e da vincere. Secondo me Conte è un po' preoccupato dal fatto che essendoci le convocazioni poi delle nazionali, qualcuno potrebbe avere la testa alle nazionali, lo sapete, e lo dobbiamo accettare, tu devi buttare il sangue solo per il Napoli. Molti giocatori tengono alla nazionale più di quanto tengano al club. Dobbiamo accettarlo, dobbiamo accettare una questione anche culturale. Per noi le nazionali, noi tifosi, per noi le nazionali non interessano nulla, per altri le nazionali sono più importanti dei club. Quindi secondo me questa è la preoccupazione, che Conte sta subdolando questa cosa, che forse facciamo sta partita come bene, senza magari perché poi dobbiamo andare nelle nazionali e toglierci le soddisfazioni nazionali. Assolutamente no. E quindi ci colleghiamo con le nazionali. 5 nazionali del Napoli, vero? Non l'ho detto ieri, è una sorta di record. Se non sbaglio, il Napoli è la squadra più presente nella nazionale. Non accadeva dagli anni 90. Quanto è orgoglioso di questo, eccetera, eccetera. È un orgoglio poter dare una mano alla nazionale. Poi ripete, Conte dice Meret, Raspadori, Buongiorno, Di Lorenzo venivano comunque sempre convocati. Poi è stato richiamato anche Politano, quindi vuol dire che merito anche del buon lavoro che sta facendo. Ma anche qua mi aspetto di più da lui, cioè sta martellando tantissimo. Non è il momento di dare zuccherini, evidentemente, è il momento di dire sveglia, perché bisogna martellare, perché il Venezia non è una passeggiata. Poi la domanda, sembra la domanda, ma come? Fanno su Tutto Sport, fanno i sondaggi, i tifosi della Juve gradirebbero un suo ritorno, Conte legato alla Juve, Conte messo in mezzo come discorso, eccetera eccetera. Lei che vuole dire ai tifosi? Sembra la solita cosa, che vuoi portarlo a dire qualcosa ai tifosi. Conte toglie tutto da me, non devo rispondere niente a nessuno. non funziona così con lui. Se gli volete per forza dare
anche se non rispondi, tu il titolo lo dai lo stesso, perché il titolo Conte non risponde alle domande sul suo futuro, quindi non la fate questa domanda qua, perché lui non vi risponde, non vi dirà mai io ho il contratto, non voglio andare, non mi interessa la Juve, il Milan, non mi interessa niente, ho il contratto e voglio, non ve lo dirà, quindi non glielo ripetete per favore. Sono giochi mediatici, dice Conte, ne prendo atto, punto e basta. È più complesso affrontare una squadra come l'Inter o affrontare il Venezia? Domanda che lo stesso Conte aveva detto nell'ultima conferenza, quella contro la Fiorentina. Dopo disse col Venezia sarà molto più difficile che con la Fiorentina, già ce l'aveva detto, e Conte ripete sono tutte difficili perché adesso gli obiettivi, ognuno ha gli obiettivi diversi, ma bisogna raggiungere gli obiettivi. Venezia lavorerà per raggiungere l'obiettivo salvezza come le altre lavoreranno per gli altri obiettivi. Si può perdere se gli altri ci sono superiori, ma ovviamente la voglia nostra deve essere superiore a tutte quante. E poi la domanda sul terremoto, come hanno sentito i ragazzi, come stanno affrontando questa cosa del terremoto. Io ovviamente lancio la mia solidarietà a tutta la mia famiglia allargata, gli amici, quelli che stanno a Napoli, stanno vivendo veramente anni di terrore, a volte la sentono di più, a volte la sentono di meno. Senza soffermarmi su quello che è la reazione generale dell'Italia rispetto a queste cose, roba disgustosa, ma è tosta, mentre Conte risponde io non le ho sentite non ho sentito proprio niente, speriamo semplicemente che sia cose di assestamento, perché così, cioè Conte ovviamente glissa, sta pensando alla partita, non sta pensando alle scosse di terremoto. I panchinari quanto sono importanti? Quanto è importante che poi i panchinari così è fondamentale. Conte dice tenere vivo il gruppo. Beh, se Conte avesse risposto no, non sono importanti, non servono a niente specialmente quando i titolari non c'erano, vabbè. È fondamentale tenere vivo il gruppo. Quando giochi, io sono stato giocatore, quindi so che quando giochi di meno puoi mollare, puoi perdere un po' di autostima. Quindi sono bravi ragazzi ed è bravo lo staff, quanto è bello Oriali, in rappresentanza ovviamente di tutto lo staff, a tenere tutti sul pezzo. Signori, una conferenza brevissima, noi ci spostiamo per vedere un po' le soluzioni. Conferenza veramente manco 13 minuti mi pare. Chissà se proprio Conte ha detto fatela breve, 3 domande, poi risponderò proprio a monosillabi, perché ha già faticato e probabilmente c'ha altre cose a cui pensare, e poi il viaggio insomma è scocciante, il campo di Venezia è più piccolo, tutta una serie di cose. Ma io credo che se ci vogliamo portare avanti sempre il dubbio Spinazzola-Olivera per avere una soluzione, però mi sorprenderebbe a questo punto, perché il Napoli continua quello che è stata una scelta di tutto l'anno, cioè di partire forte, di andare forte all'inizio e quindi cercare di sbloccarla il prima possibile, nel primo tempo cercare di chiuderla, di fare più gol il prima possibile, e quindi partire con Spinazzola che ti garantisce più spinta e anche più tecnica rispetto a Olivera, un po' più di fantasia. Con Buongiorno Rachmani Di Lorenzo, ricordiamo Di Lorenzo diffidato, purtroppo lo dobbiamo ricordare. Gilmour abbiamo saputo che anche sa viene recuperato, ma non credo dal primo minuto, quindi si potrebbe continuare con questa soluzione qua. Sono tutti bene o male nazionali, forse tranne Spinazzola, no, forse sicuramente tranne Spinazzola, sono tutti in partenza questi qua, quindi potrebbe esserci al massimo qualche situazione se ha visto qualcuno un pochino meno sul pezzo, e quindi mi spiegherei il perché di questo atteggiamento un po' teso, e anche teso a tenere tutti concentratissimi. In chiusura, se ieri ho fatto i complimenti a Ranieri, lasciate i like, se ieri ho fatto i complimenti a Ranieri perché mi è sembrato molto onesto nel dire quella alla fine l'espulsione ci sta, noi l'avremmo chiesta a parti invertite, oggi pare che abbia ritrattato tutto, ha detto l'ho rivista meglio, onestamente si poteva fare, quindi ritratto anche io i complimenti a Ranieri in questo caso. Mi era piaciuto molto, adesso non mi piace che ritratta tutto. Era un modo molto signorile di affrontare la cosa. Lo stesso Hummels ha chiesto scusa a tifosi e compagni, quindi sa di aver fatto una stupidaggine,
una stupidaginata. Ma tant'è, sei un quarto d'ora che stanno giocando Monza-Parma, Udinese-Hellas Verona e ieri il Genoa ha battuto il Lecce. Da New York, Valerio Fluido è tutto, domani la live, devo ancora decidere verso che ora, perché io mi dovrò svegliare alle 6 del mattino e magari avrò bisogno di un pochino di tempo e di caffeina prima di andare live, altrimenti faccio scena muta. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio, grazie per tutto il vostro supporto. Di una